Mia moglie è convinta che nelle vite precedenti sono stato o una capra o un'alpaca. Iniziamo. Provate ad immaginarvi un'antica strada romana, folti boschi, vecchi pascoli e casere. Oggi vi portiamo nel bosco bandito di Cleulis, nell'alta valle del But. Lasciamo Silvio subito dopo il paesino di Paluzza, in prossimità del parcheggio adiacente alla Torre Moscarda. Attraversato il ponte, manteniamo la nostra destra e imbocchiamo il sentiero CAI 161, direzione Cleulis. Fin dall'età del bronzo, l'alta valle del But rappresenta quel collegamento tra il Mediterraneo e il Baltico, che in epoca romana venne denominato come Via Iulia Augusta. Su questi tracciati, nella seconda metà dell'altro millennio, si incamminavano i kramars, venditori ambulanti carnici che nei mesi invernali emigravano in Austria, Germania e Ungheria, esportando tessuti, spezie e prodotti per la casa, che caricavano nelle crame pesanti cassette che venivano portate faticosamente sulle spalle. Il 18 febbraio del 1836 una valanga precipitò sul paesino di Cleulis, provocando la morte di 11 persone. A quel tempo una commissione del genio austro-ungarico consigliò ai cleuliani, per motivi di sicurezza, di abbandonare il paese. I paesani però si rifiutarono di lasciare le loro case e stabilirono di cessare il consueto taglio del legname nel vasto bosco di Faggio, situato a monte dell'abitato, in modo che gli alberi, crescendo sempre più forti e fitti, potessero proteggere Cleulis da eventuali nuove valanghe o frane. È stata un'escursione semplice e rilassante, nonostante i quasi 9 km percorsi. Questa bellissima passeggiata, che potete fare con tutta la famiglia, sicuramente non vi deluderà. Alla fine ci siamo premiati fermandoci a Sutrio, all'Enoteca Il Marangon, dove gentilezza e simpatia hanno anticipato un ottimo tagliere di salumi e formaggi, accompagnati ovviamente da un buon calice di vino. Con questo è tutto, ora vi mandiamo alla cartina tabacco, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti!